Presidio dei sindacati uniti CGIL, CISL e UIL, qui davanti ad uno dei supermercati della Lidl, siamo a Mestre, lungo il Terraglio. Ritmi di lavoro insostenibili con addetti che fanno attività di vendita e al contempo di pulizia anche dei bagni a causa di un organico insufficiente e poi turni estremamente flessibili con discriminazioni anche nelle buste paga e con il pagamento dei festivi in buoni spesa, tra i motivi della mobilitazione programmata in tutta Italia con 24 ore di sciopero a fronte dei 7 miliardi di euro di fatturato con un utile superiore al miliardo negli ultimi 5 anni dell'azienda che ciononostante ha interrotto le trattative di rinnovo del contratto integrativo aziendale a discapito così della garanzia delle tutele ai suoi dipendenti. Le condizioni in Lidl sono molto dure, lavorano con una produttività a collo, cioè gli monitorano quanti colli mettono fuori, espongono al minuto, all'ora. Le trattative si sono interrotte a fronte di una proposta irricevibile da parte di Lidl, un'azienda che ormai ha 23.000 dipendenti su tutto il territorio nazionale, che propone per il rinnovo del contratto integrativo nazionale per i loro dipendenti un buono spesa di 200 euro all'anno, ovviamente per il full time. Tenete presente che questa azienda ha il 70% di dipendenti donne a part time. Quando loro al tavolo delle trattative si alzano e disdicono il contratto integrativo aziendale nazionale, vuol dire che alcune norme che avevamo sottoscritto di tutela ai lavoratori e alle lavoratrici vengono a mancare totalmente. Quindi più flessibilità, gli chiedono alle persone di stare più ore, gli chiedono straordinari, gli chiedono le trasferiscono, non gli chiedono.